Immaginate di prendere uno skateboard o uno snowboard e di usarli non più sulla strada o sulla neve, ma all'interno di uno specchio d'acqua trainati da una barca, da una moto o da un cable, un impianto di traino a corda simile agli ski lift. Se lo farete, sappiate che state praticando due discipline sportive che alle prossime Olimpiadi in Giappone nel 2020 faranno il loro debutto ufficiale. Stiamo parlando del wake skate e del wakeboard. Pluricampionessa italiana e ora prima assoluta nel ranking mondiale è la veronese Elisa Costanzo. 34 anni, giornalista, mamma di un bambino di 4 anni e grandissima amante dello sport in generale, Elisa coltiva fin da piccola la passione per l'atletica, sfociata poi in questa disciplina così particolare e altamente spettacolare. Ricco il suo palmarès in Italia con diversi titoli nazionali e all'estero con il terzo posto ai Mondiali del Messico dello scorso anno, raggiunto con la maglia azzurra. Visibile la sua soddisfazione per la prima posizione nel ranking. È una soddisfazione grandissima che poi è frutto appunto di una somma di risultati e di vittorie o comunque di ottimi piazzamenti conseguiti. E diciamo che bisogna sottolineare che non vuol dire che sono la più forte del mondo, ma quella che ha vinto più gare in questo momento. Prossimo appuntamento per la campionessa veronese saranno i campionati europei che si terranno in Egitto il prossimo novembre. E ci arrivo con una grandissima emozione e con la voglia di far bene, sia per insomma, me stessa, per la mia famiglia che mi sostiene, che mi aiuta ad allenarmi, ma anche per rendere grazie alla nazionale, al CONI, alla federazione che mi dà questa occasione e questa possibilità.